Apocalisse, capitolo 21. A Gerusalemme celeste, nuovi cieli e nuova terra. E tanto avrete a comprare un cielo nuovo e una terra nuova, perché i cieli e la terra, e prima, erano sparuti, e il mare non ci stava più. E avrete pure la città santa, a Gerusalemme nuova, che scendeva a cielo, a coppodrone Dio, come una sposa apparecchiata, per si incontrare con spose sue. Sentite tanto pure una voce assai potente che sceva rindo trono, e riceve: che sia d'amore Dio in mezzo all'uomo, o Signore alluggerà in mezzo a loro, e loro saranno popolo suo. Esso sarà un Dio con loro per sempre. O Signore stuierà in lacrime a rindall'occhio loro. In mezzo a loro non ci sarà più la morte, né un lutto, non si andranno più la mente, non ci saranno più apriette e core, perché tutte le cose prima sono sparute per sempre. E chi che stava assettato in coppa trono sue ricette, o viccan, io mi faccio nuovo tutte cose. Poi Signore salutai a me ricette, scrive, perché tutte quelle che sto dicendo è vero e degno di essere credute. O viccan, tutte cose nuove sono già state fatte, perché io sono l'alfa e l'omega, io sono il principio e la fine. A chi si muore secca, io le darò per senza niente l'acqua da sorgivere la vita. A chi sarà capace a vincere l'infamità, io darò tutti questi beni miei, perché io sarò Dio suo per sempre, e chi sarà figlio mio per sempre. E per tutte le carognune invece, e per tutti quelli che non credono in a me, e per tutte le puttaniere, e per tutti che hanno fatto il sangue all'ata, e per tutte le fattucchiare, per tutti quelli che hanno a roglia loro, e dei favate e buciarde, e per tutti quelli che riscono sulle bucie, gli tengo apparecchiate per loro non stagni chi ne fuoco e chi ne zuffa, e questa è per loro la seconda morte. A Gerusalemme celeste. Poi s'accostava vicino a me uno che gli 7 spiriti che teneva in mano a loro 7 calici, chi ne che l'ultimo fragile mi ricette: vieni insieme con me, ti mostrerà già sposa e l'agnello. Chi lo spirito mi afferrai e mi portai in coppa a un mondo rosso e assai avide, e allà mi mostrai la città santa, la città di Gerusalemme, che scendeva a cielo, perché stava vicino a Dio e sberneva tutta la roglia del Signore. O splendore suo rassomigliava una preda assai preziosa, era come una gemma cristallo arraffinita, che la città era attorniata a una muraglia assai rossa e avida, e teneva attorno a essa 12 porte. Coppa a tutte queste porte ci stavano 12 angeli, e in coppa ognuna che li porte ci stava scritto un nome, erano i nomi tutte che le 12 tribù di Israele. 3 porte stavano al levante, 3 al ponente, 3 porte a settentrione e 3 porte a mezzogiorno. Tutte le mura che la città stavano in coppa e dure separatamente, e in coppa ognuna di loro ci stava scritto nome. Erano il nome dei 12 apostoli e Gesù Cristo. Chi l'angelo che parlava insieme con me teneva in mano una canna e oro, perché aveva misurato con quella tutta quella città, tutte le porte soie e tutte le mura soie, che la città era quadrata, a lunghezza era cioccia a larghezza. Chi l'angelo si mettette a misurare che le città che la canna misurava più di 2000 chilometri. La lunghezza, la larghezza e la altezza era la stessa. Poi misurai pure tutte le mura soie, erano a di 144 bracciate. Fu usata pure quell'angelo, la stessa misura che usano l'uomo. Tutte le mura soie erano fravagate con aspere e quella città era una ora, assai fine, e tutte le mura soie luccicavano come un cristallo. I cristalli erano pure tutte le mura soie, e tutte veramente soie. Erano guarnite che prete, e ogni sorta erano tutte prede assai preziose di prima qualità. La prima paramenta era oriaspera, la seconda zeffiro, la terza calcedonio, la quarta smeraldo, la quinta sardonice, la sesta cornalina, la settima crisolite, l'ottavo bril, la nonna topazia, la decima o crisopazia, l'undicesima il giacinto e la dodicesima l'ametista. E 12 porte parevano 12 perne, ogni porta era stata fatta con una perna sola. O ragazza che la città era ora assai fine e luccicava come un cristallo. Non vedete nessun santuario in quella città, perché Dio l'Onnipotente e l'Agnello sono con santuari suoi. In quella città non serve più né luce o sole e ne manca luce alla luna, perché quella città è sempre allumata a tutto sbrunore di Dio e all'Agnello e alla luce sua. Tutte le nazioni cammineranno in la luce sua, e tutte le re della terra vendranno al lago tutto sbrunore loro, e porte sue non saranno mai inserrate in la giornata, perché là dentro non farà mai notte. Tutta la gente porterà in quella città, tutto sbrunore loro e tutte le ricchezze loro.
Nessuna cosa suzzosa potrà mai trasire in quella città, e nessuno di tutti quelli che fanno infamità o ricendono fave di che vocca a loro potrà mai trasire in quella città, perché là dentro trasaranno solo tutti quelli che stanno scritti in quello libro della vita, che tene stipata solo Gesù Cristo, che è l'agnello, lo Signore.